Primo giorno di riapertura per parrucchieri ed estetisti, un piccolo passo verso quella che tutti noi ci auguriamo possa essere una normalità riconquistata. Vediamo insieme come hanno risposto a questa riapertura i bassanesi. I clienti sono contenti della nostra riapertura, sia i clienti per l'estetica e quelli per la parrucchiera. Il salone si ricomincia con grinta. Parrucchiere ed estetiste sono attività che devono essere considerate come di prima necessità? Secondo me sì. Il cliente ha proprio bisogno di uscire di casa ed avere questo di vedersi diversa, più bella anche, sia a livello maschile che a livello femminile. Diciamo che la risposta è stata positiva, il primo giorno il telefono suona molto abbondantemente e questa è una cosa importante, insomma. E anche un disagio per il personale che è dovuto rimanere a casa per 3 settimane, ma adesso sono già allenati, quindi partono bene anche a lavorare. Io ho già detto venerdì quando Zaia ha ufficializzato il fatto che oggi entravamo in zona arancione, ha iniziato a suonarmi il telefono, per cui erano quasi tutti contenti. Io sono sold out fino alla settimana prossima, per cui questo vuol dire che il barbiere, parrucchiere e l'estetista è un bene di prima necessità. In questi momenti il vedersi bene davanti allo specchio si risolleva, sia di umore che anche di salute.